A proposito dell'accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei frontalieri, vogliamo ribadire che chi è già frontaliere a partire dal 2018 continua esattamente come ha sempre fatto. Saranno i nuovi frontalieri che saranno soggetti a questa nuova tassazione e pertanto sono tutelati i diritti di chi finora di chi ha già iniziato a lavorare in Svizzera. Ricordo comunque che questo è un accordo sottoscritto più di 6 anni fa e che è stato notevolmente migliorato grazie all'interessamento di Regione Lombardia e dell'allora Ministro Garavaglia, che sono riusciti comunque a tutelare i vecchi frontalieri nei confronti invece di un accordo che prevedeva tout court un assoggettamento a nuova tassazione da parte di tutti. Pertanto, prima precisazione da fare è che nell'accordo, così come oggi viene proposto, si prevede che i vecchi frontalieri vanno avanti così come hanno sempre fatto. Nell'accordo, o meglio nel documento di ratifica di questo accordo, perché come sapete il disegno di legge prevede nei primi 2 articoli la ratifica dell'accordo così come è stato fatto e concordato tra Italia e Svizzera. Poi seguono altre questioni che hanno a che fare semplicemente di parte italiana. Cosa si prevede? Si prevede appunto l'innalzamento della franchigia da 7.500 a 10.000 euro, si prevede la possibilità di dedurre i contributi versati per il prepensionamento, si prevede la non imponibilità dell'assegno familiare, si prevede un fondo per i comuni di quei territori di confine che sarà comunque alimentato anche dal momento in cui la Svizzera fra 10 anni non verserà più i ristorni e pertanto garantito questo fondo per i comuni di confine, così come un ulteriore fondo per le infrastrutture e non solo che il Ministero si è impegnato a mettere proprio per sostenere questi territori. Il DDL può essere notevolmente o ancora ulteriormente migliorato nel suo decorso nei rami del Parlamento. Oggi comunque il DDL che arriva alle commissioni e poi al Parlamento è esattamente quello che ho detto.